meraviglioso! È meraviglioso. Avvicinati, Salomè. Cosa vuoi? Darò tutto quello che vorrai, dimmi. Voglio che mi si porti immediatamente in un bacile d'argento. In un bacile d'argento? Ma sì, in un bacile d'argento. È incantevole, non è vero? Oh, yes. Cosa vuoi che ti porti in un bacile d'argento, mia bella Salomè? La testa di Giovanni. Ah! Ben detto, figlia mia! No. La testa di Giovanni Erode. Avete giurato? Sì, avete giurato! Davanti a tutti! Taci tu! Mia figlia ha ragione a tenermi la testa di quell'uomo. Ha combinato insulti contro di me. Ha detto cose mostruose sul mio conto. Figlia mia, non cedere! Ha giurato! Taci! Ascoltami, Salomè. La testa di un uomo decapitato è una cosa immonda. Non puoi chiedermi questo. Ascoltami un istante. Uno smeraldo, un grande smeraldo, rotondo, come nuvole, mi ha mandato il favorito di Cesare, sai, Cesare stesso ne porta uno autentico, ma il mio è più grande, chiedimelo, e io te lo donerò. Chiedo la testa di Giovanni. Ma tu non mi ascolti, Salomè, lasciami ti parlo. La testa di Giovanni Cesarca. Bennetto, figlia mia, siete ridicolo con i vostri gioielli. Del vino, del vino, lo sai. Ascoltami, Salomè, restiamo amici. Ascoltami, ho dei gioielli nascosti che neanche tua madre sa dell'esistenza. Chiedimene, io te li darò. Ho dei zaffiri grandi come uova e azzurri come fiori azzurri. Ho una collana di perle a 4 file. Sembrano lune incatenate da raggi d'argento. Dei pavoni Guarda!